Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti attori e registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quelle che sono le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri, in compagnia sempre di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Primo Meloni. Oggi con noi Stefano Mereu. Ciao. Ciao Stefano, come Ciao. stai? Bene, grazie. Stefano, sei a Cagliari, immagino, per la presentazione di Quasi grazia. Peter Marcias. Perfetto. Senti, così, io non ho ancora visto il film, credo Neanche sia io, arrivato. guarda, lo vedrò tra un po'. Sono l'unico che l'ho vista. Allora, praticamente finisce che... No, ti volevo fare una domanda. Nel giro degli ultimi 2 anni sono usciti, forse questo è il terzo film su Grazia Deledda. Sì. Dacci un motivo per andarlo a vedere. Che cosa ha di diverso? Che cosa racconta, senza spoilerarci tutto? Certo. Però dici un po' qual è... Ma il motivo per andare a vederlo è perché credo che sia un bel cinema. Peter e anche i precedenti lavori lo confermano, ha un gusto estetico e non solo unico, quindi credo che ne valga la pena. Film su Grazia Deledda, sì. Io credo che sia importante come ricordarci, no, da dove arriviamo. Grazia Deledda è stata unica nella storia di quest'isola per quello che ha fatto come persona e come scrittrice. Quindi, è anche l'unico premio Nobel. L'unico femminile. premio Nobel, sì, Come femminile, scrittrice. sì. E credo che appunto personalmente una riflessione che ho fatto questi giorni su un'ipotetica domanda di questo tipo, mi sono detto sì, c'è sempre bisogno perché siamo un po' troppo proiettati, credo, al futuro, all'innovazione, no? E invece bisogna a volte riguardarsi indietro e capire che come Sardegna o comunque come cultura abbiamo sfornato anche personaggi che hanno fatto la storia. Io ad esempio, adesso porto in giro uno spettacolo su Gramsci e il jazz, e 100 anni fa ha detto delle cose di un'attualità devastante, è uguale la Deledda. A proposito dell'attualità, allora io l'ho visto, ti dico che credo che quest'anno di averne visto almeno 3. E per quello dico, Sì. Solo quest'anno, perché c'è poi stato ne abbiamo visto anche l'anniversario altri anni. sicuramente della Deledda, però 3 film E tutti ti su dico Grazia che Deledda. però i registi sono riusciti a toccare delle corde completamente diverse. Ogni film racconta una Deledda completamente diversa, perché ognuno forse ci mette un po' di autobiografia, no? nel raccontare Sì. la storia. Nel film di Marcias vi dico che a me è piaciuto molto perché è molto innovativo. Ci sono delle cose, non voglio spoilerare nulla, voglio trovare le parole giuste per dirlo, però va un po' a toccare il tuo io ed è talmente attuale che un po' è quello che soffriamo noi sardi quando andiamo fuori dalla Sardegna e siamo costretti per raggiungere un po' i nostri obiettivi, quello che vogliamo fare, andare fuori dalla Sardegna, e questa comunque è una sofferenza un po' per tutti, e questo si evidenzia moltissimo in questo film. Sì, io ci ho pensato a questa cosa, e anche io sono un immigrato, vivo nelle Marche per motivi familiari, dopo tanti anni a Roma, e mi ricordo che i primi anni del mio paese, io sono di Sorgono, nata e cresciuta a Sorgono, e non si è mai saputo che in passato qualcuno avesse scelto di fare l'attore, e mi ricordo i primi anni, nel 2002, quando decisi di andare a studiare. I primi anni intorno a me facevano attore, mi chiamo certo. Stefano, te lo ricordi? Tanto te stai facendo? Lavoro, e te vai, e quando ti vediamo? E questo per anni. Poi ho fatto una fiction, ho portato i miei spettacoli, ma anni dopo. E allora hanno iniziato a dire, ma è bello quello che fai, cioè, quindi lungi da me da paragonarmi alla Deledda, No. però quel sentimento di, come dire, non lo so, di diversità quasi, di sentirsi un po' diverso, o che ti fanno sentire un po' diverso perché stai facendo qualcosa che non rientra nelle prospettive standard o che ci si può immaginare, no? Quindi questo ci ho pensato molto questi giorni rispetto alla Deledda, e credo anche Peter, tutti un po' abbiamo dovuto saltare il famoso
mare che ci separa, no? E che dicevamo anche prima di Sì. iniziare. Iniziare. sì, Beh, andrò a purtroppo. vederlo a questo punto. Beh, Se allora, mi poi, dici tra che l'altro, 3 so film che- sono riusciti a tagliarci una prospettiva della assolutamente personalità sì. della Adelaide completamente diversa. Assolutamente sì, poi c'è un passo di te, un percorso temporale molto, molto sofisticato. Complimenti anche ai costumi, trucco e parrucco, fatto molto bene. Sì. Adelaide è interpretata da Irene Maiorino, la giovane, Laura Morante, L'Adelaide. il momento del Nobel, e Ivana Monti, la parte più adulta della sua vita. E non ti accorgi, Non ti accorgi del cambio di Io di attrice, ho lavorato con incredibile. Irene, avevo quelle scene in quella parte di vita. Tu che di- personaggio interpreti? Io faccio Santus Deledda, il fratello. Ah, il fratello. Sì, il fratello con... Che ha avuto un ruolo anche piuttosto importante nella vita. Sì, loro erano una famiglia comunque Sia lui che il benestante, marito, insomma. credo che avessero delle tenute o comunque no, dei tenutari dell'epoca, una famiglia importante di Nuoro, e lui era il primogenito e per motivi, una persona fragile, per motivi anche legati a un amore forse non corrisposto, e probabilmente anche la storia della sorella hanno contribuito. Lui è finito purtroppo, ha concluso i suoi anni in un manicomio, vittima dell'alcolismo, e mi ricordo che Peter, durante le riprese, non ci sono tante informazioni su Santus, naturalmente, il fratello dell'Adelaide, quindi le informazioni. C'è uno spettacolo in questi ultimi anni, sì, che racconta proprio la relazione tra Grazia Sì, perché Deledda e il ricordo di fratello. aver letto qualcosa Sì. sulla relazione tra i due. Sì, e non ci sono tante informazioni. A me quello che mi ha aiutato, che Peter mi disse, lui probabilmente è come se lei lo sognasse, quindi è un po' una figura onirica, e questo mi ha aiutato per, come dire, dargli una sfumatura al personaggio che lo rendesse appunto quasi un sogno. Più Quindi, leggero, sì, insomma, ecco. sì, era una suggestione che immediatamente ho fatto mia, che non avendo, ti ripeto, tante informazioni bibliografiche al quale attingere o farmi un'idea, questa cosa mi ha aiutato molto, e quindi me lo sono immaginato quasi veramente come un fantasma, e credo, io ancora non l'ho visto il film, quindi... È visto bene, Ok, perché ci ok, sono bene. sì, non voglio dire assolutamente Bene, nulla. Allora, che io sappia, adesso farete delle presentazioni con il cast, Sì. eccetera, al cinema Odissea e al Notorious, credo, il oggi, sì. 7. Oggi esce al cinema in Sardegna, Sassari, e varie poi città. ci sarà dal 14 Dal 14 in Italia, in giusto? Italia, sì, Ok. sì. Sì, andate a vederlo. Allora, dici un po' qualcosa del tuo percorso. Quando hai iniziato? Sei iniziato qua in Sardegna oppure hai iniziato a studiare Wow. direttamente dopo, quando sei No, partito? io sono andato via. Erano gli anni 2000, vivevo a Sorgono, e a un certo punto mi stava stretta, non lo so, volevo cambiare aria. E un caro amico che non c'è più, perché Quindi, quanti anni? Eh, Quanti anni avevi? Avevo, Nel 2000? sono dell'81, quindi 20-21 anni. Sì. Sono andato via nel 2002, a 21 anni. E un caro amico che non c'è più mi diceva, tu sei un attore, mi diceva, perché ero quello che faceva un po' il Che teneva giullare. banco, insomma, nel sì. gruppo. E poi mi piaceva Fiorello. Vi ricordate quegli anni? Sì. Fiorello aveva fatto Beh, il botto. Fiorello Al bar. faceva il botto con Io quella guardavo, accendevo la trasmissione. televisione e rimanevo incantato da questo personaggio istrionico che cantava, ballava, recitava. Faceva il karaoke in E piazza, come si i miei chiama? avevano un Quella supermercato a trasmissione. Sorgono, e io lavoravo nel supermercato dei miei e non avevo tanta voglia di studiare, quindi volevo andarmene. E allora ho detto a mia madre, ebbi il coraggio di dire a mia madre, a me piace quello che fa quello lì. E i miei mi hanno detto, se te ne vai, il lavoro c'è qua. Se devi andare per studiare, se devi andare a lavorare da un'altra parte, a Barrasinoghe, che il lavoro è qua. E giustamente, però se vuoi andare a studiare noi ti aiutiamo. Allora mia madre, conoscevamo amici di famiglia per vari motivi, di Giuliano Marongiu. Questo gliel'ho cantato a Giuliano qualche anno fa, non se lo ricordava. E mia madre dice, chiama Giuliano lo sa come si può fare. Io chiamai Giuliano, che mi disse, vabbè, Fiorello è un talento, cioè non è che si nasce Fiorello. Tu però sei anche ventenne, non hai mai fatto esperienze di questo tipo. Quello che ti consiglio è una scuola di recitazione.
mi ricordo che era già estate, quindi tipo le Accademia, Silvio D'Amico, quelle che chiudono i casting, le audizioni a Erano già maggio. finite. Quindi mi ricordo ancora c'era internet 56k nel negozio dei miei, ci metteva 2 ore per aprire una pagina. Allora mi ricordo, aprivo la pagina, cercavo le scuole di cinema, di recitazione e poi andavo in cassa. Poi uscivo dalla cassa, tornavo e ancora la pagina. E allora mi apparse la prima, la NUCT, che è la scuola, si chiama Nuova Università Cinema e Televisione, che è anche la scuola che ha fatto Paolo Zucca, che uscì l'anno prima di me, e che anni dopo ha fatto anche Giacomo Fadda, del Mostro, attore cagliaritano. Nuova Università Cinema e Televisione dentro gli studios di Cinecittà. Carissima come scuola. E mi dissero, università, vai. Io andai a fare un'audizione e mi presero, perché tanto era privata, bastava pagare. E io sono arrivato a Roma dentro gli studi di Cinecittà e non avevo mai aperto un libro in vita, ve lo dico la verità. Io ho fatto l'agraria a Sorgo, in 5 anni avrò studiato 2 ore. ma non perché fossi intelligentissimo, no, perché mi barcamenavo in un modo o nell'altro, ce l'ho fatta. E niente, da lì ho iniziato a divorare cinema, andavo tutti i pomeriggi a Roma, mi ricordo, da solo nei pomeriggi, nelle sale che dicevamo da solo a vedermi film, a studiare, poi da lì il teatro, perché l'insegnante che avevamo ci aveva stimolato a indagare anche il teatro. Diceva, comunque sì. Hai fatto tanto teatro. Tanto, sì, prima sì, di arrivare al sì. cinema. Ma io ho iniziato appunto col cinema. Sì. Però poi sei andato sul teatro i primi anni. Poi sì, e poi a un certo punto mi sono detto, il cinema per noi attori, se non vieni ingaggiato, rimani a casa. Il teatro te lo puoi fare. Quindi mi sono detto, se c'è una palestra, se c'è un luogo dove io ogni giorno, anche da solo, mi cerco una sala, a casa posso studiare, è forse il teatro. Quindi poi ho fatto una scuola dopo la NUCT, ho fatto un'altra scuola di recitazione, di cinema, di teatro. E come ti mantenevi mentre Cameriere? avevi già speso un sacco di soldi che avevano i tuoi genitori per farti cameriere, studiare? un mese dopo che ero arrivato, cameriere in un ristorante vicino a Piazza Navona, all'Osteria del Gallo, ancora me lo ricordo. Finivo a scuola e con lo scooterino andavo a Piazza Navona e finivo alle 3 del mattino, così per 2 anni. Poi il mio inquilino, col quale facciamo la NUCT, lo assunsero in un call center quando ancora erano i contratti Cococò, certo. e mi disse, Ste, altro che cameriere, qui Vieni fanno qua. i soldi, buste paghe da medici, perché erano a chiamata, ti pagavano a chiamata, no? Sì. Quindi vi ricordate quando chiamate uno degli operatori, non facciamo i nomi, e dopo 3 minuti cadeva la conversazione, Sì, perché perché venivi la pagato chiamata, raggiunti 3 minuti era il chiamata. top, tipo €1 a 50 chiamata. Tu immaginati, in 4 ore potevi riceverne 200, immaginati. E allora dici, certo, e ho lavorato 7 anni in un call center. E lì potevi anche allenarti un po' con l'addizione, certo. Cavolo, sì, Potevi sì, rispondere sì, con sì, tutti sì, i toni sì. che ti venivano in mente, sardo, a volte facevo romano, delle voci, milanese. salve, buonasera, mi dica. Ah, salve. Sì, anche aneddoti, potrei farci uno spettacolo. Lì Michela Murgia ci ha fatto un libro e il film. E io in quegli anni ero lì e dicevo, immagino, infatti grande ti Michela stavo per Murgia. citare la Sì. Murgia. Invece volevo sapere, ma il passaggio al cinema come avviene? All'improvviso è stato... Allora, ho sempre mantenuto una gran relazione, poi funziona molto con gli agenti, lo sapete, oppure comunque poi negli anni, adesso ultimamente questi anni, l'anno scorso, 2 anni fa, Storia di un riscatto con Stefano Doardi, io ho fatto il Macbeth, che tanti avranno visto, quello ci ha proposto un panorama nazionale. Vi ha permesso di arrivare strepitoso. Uno quindi spettacolo anche strepitoso. quello ci ha proposto, credo, almeno per me è valso così, ha proposto intanto gli attori sardi di teatro, è un panorama nazionale, e molti hanno detto era ora di vedere una roba in sardo di questo livello. Di questo livello. E lì molti complimentoni, quindi e devo dire appunto questo ha aperto tramite, perché Sardegna Teatro ha coprodotto il film di Odoardi, quindi corsia preferenziale, diciamo, il regista ha detto vi voglio vedere, uguale Il muto di Gallura di Matteo Fresi, produzione Fandango, aveva visto il Macbeth a Torino e quando gli hanno dato l'ok per girare il film Il muto di Gallura ha detto intanto i primi che voglio provinare sono quelli, ed erano tutti gli attori del Macbeth e ci ha preso praticamente quasi tutti. E poi di lì una cosa tira l'altra, capito? Poi credo dopo 24 anni, lo dico da un po',
perché Luca lo sa, ci sono stagioni dove va benissimo e ti senti Dio, e tipo la stagione dell'anno scorso, Dove non c'era grandi riflessioni, forse è meglio che cambio lavoro. Sì, è così. E questo per dire che mi sono perso. Comunque... Per dire che non sempre si può seguire non il sempre, cinema. sì. Il teatro cos'è? Un'ancora di salvezza? Scusate, il teatro ho imparato, poi a un certo punto mi sono detto, anche lì, non mi ingaggiano le produzioni, mi faccio il mio teatro. Quindi ho iniziato nel 2017, mi ho fatto uno spettacolo tratto dal libro di Cristolo di Nifoi, mi sono fatto la regia e mi sono buttato, perché ho fatto proprio il ragionamento, sono in grado, ecco, mi sono domandato dopo 20 anni, sono in grado di fare questo mestiere? Non mi chiamano, però se non mi chiamano non è solo per il fatto di bravura, lo sappiamo, è una questione di tanti motivi. Quindi ho detto, ok, mi butto nella mischia, mi faccio uno spettacolo e vediamo cosa risponde il pubblico, se sono in grado. Ho fatto Cristolo, tratto dal Nifoi, poi ho fatto un altro spettacolo, Disco Bunker, è stato anche qui a Cagliari, e i feedback erano sempre positivi. E poi devo dire, storia di un riscatto, il muto di Gallura, avevo delle scene meravigliose, Matteo mi ha dato totale fiducia e mi ha detto, c'è questa scena, e non so se lo ricordate, la scena dove lui dice al muto, che cosa vuoi da mia figlia? Io ero il padre di Gavina, che poi mi ha ucciso, e quella scena sono arrivato molto preparato, mi sono detto, ok, ecco l'occasione, una scena drammatica dove devi tirare fuori il mestiere. È andata benissimo, già sul momento, sul set, dei feedback pazzeschi, e lì ho detto, ok, qualcosa ha detto, lo sai fare sto mestiere. E poi allora lì storia di un continua. riscatto uguale, allora continua, storia di un riscatto, il teatro insieme, il Macbeth, altre soddisfazioni, storia di un riscatto uguale, bellissima soddisfazione, una scena, un paio di scene meravigliose anche lì. E devo dire la verità, ho incontrato da Matteo, Stefano e adesso Peter, dei registi che non, cioè proprio avevo la leggenda del regista, no, ci Addosso. sono. Ho dato carta bianca. Totale carta bianca, ci hanno detto, l'autore ha tutto il cast, gli autori siete voi, no? Se non lo sapete, cioè fatemi delle prove. Ed è andata sempre bene, e dei registi appunto che finisci ciak e vengono, ti abbracciano o ti dicono grazie, cioè, allora dici vabbè, allora. anche se non ci sono tanti soldi andiamo avanti. C'è stato qualche personaggio che hai interpretato che un po' ti ha lasciato il segno e che non riuscivi a liberarti di quel personaggio? Ti ha coinvolto talmente tanto che hai avuto bisogno di un po' di tempo per allontanarlo da quello che sei tu? Più che allontanarlo forse dire una cosa come si dice, controindicazioni come farmaci, controindicatoria, non lo so. Controindicatoria? Mettiamo il bip, tagliamola. No, comunque mi sono affezionato al personaggio, il professor Fesserie, della storia di un riscatto. Mi ci sono affezionato perché l'ho abitato profondamente e come dire, mi sarebbe piaciuto fare altre 100 pose di quel personaggio, perché cioè l'avevo scoperto, o comunque quello che avevo scoperto proponendo la regista aveva una risposta. C'era Giuseppe Vinci sul set, che potete immaginare, rivivere quelle scene. Immagino. Che io mi ricordo, andavo da Giuseppe e mi guardava e mi diceva va bene, mi diceva va bene, se andava bene a lui, se andava bene a lui. E allora sì, mi sono affezionato, nonostante fosse un personaggio non positivo o da stimare, però lo starci dentro è stato interessante. E adesso per il futuro cosa hai? Esatto, ci sono rimasti 1 minuto e 30 secondi per parlarci un po' di progetti di cui puoi parlare. Allora c'è la serie TV, uscirà la prossima stagione televisiva su Farouk, 177 giorni. È una serie che uscirà sulla Rai? Sulla Rai, sì, regia di Carlo Carlei, produzione BIM, bellissimo progetto, abbiamo girato in autunno. Girato in Sardegna o girato fuori? Sì e no, un po' e un po'. Un po' abbiamo girato la Valle dell'Anaitu, in Costa Smeralda. Le zone dove è stato effettuato. E poi progetti teatro, tanto teatro, insegno. Io vivo nelle Marche, insegno ad Ancona, cinema ai ragazzi, ce n'è tanto bisogno, perché non vanno più al cinema. Quindi mi piacerebbe, ieri c'era la serata dei David, e mi piacerebbe sostenere le parole di alcuni artisti come Lino Musella. Io ho vissuto in Palestina,
e a prescindere da questo ci tengo anch'io un'occasione per dire sempre Palestina libera e poi anche le parole dell'attrice sì, De Angelis, sì, un periodo particolare, bisogna andare avanti e a tenere duro. Sì, che non ci portino via il cinema. Assolutamente, come diceva la presidentessa De Tassis, la politica, i politici passano, il cinema resta. E quindi speriamo. Avanti tutta. Parole sante. Allora, che dire, grazie Stefano per essere stato con noi, sarei rimasto altri 30-40 minuti a chiacchierare avevamo con te, tantissimo ma da dire, volato, ma purtroppo, sì. se no prima ci picchia. Come sempre, su unicaradio.it, Chuck in Sardegna, tutti i giovedì alle 20. e andate a vedere Quasi grazie. Quasi grazie. Ciao. Ciao. Ciao Stefano.